Radio. Senza. Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Applausi, che giorno è? Radio Libertà, siete in simultanea avec nous quando sono scoccate le 13:09. Ovvero sia Lorenzo il Magnifico, assiso straordinariamente sulla tolda di comando in regia tecnica, e poi il sottoscritto che mi presento, Ciccio Barbù. Ecco qua, Ciccio Barbù è a vostra disposizione. Facciamo così, allora, durante Che giorno è io sono Ciccio Barbù, e invece per oltre la pagina rientriamo nei ranghi e sono quel povero Mona di Pierluigi Pellegrini. Guardate che i veneti sono, cioè, è un ceppo duro a morire, perché sono è la metà veneta che mi ha salvato la vita. Quel Pore Mona ha talmente tante variazioni nel suo. Io non so se il centro-sud è così ricco. Pore Mona può essere, va verso la direzione offensiva, ma anche di compatimento, ma anche di presa in giro, anche di ritorna sulla realtà. Non sei, ha tante, la stessa parola Mona, il vai Mona, che nel senso semantico della locuzione significa vai a praticare un rapporto sessuale, in realtà non è così, ma vai in Mona che può essere scherzoso. E questa era la radio anche dei dialetti, delle variazioni. Poi naturalmente a me sarebbe anche piaciuto tantissimo conoscere da vicino le varianti idiomatiche del centro-sud, ma i mezzi sono quelli che sono, insomma. Mentre voi volete politica, e ve la do la politica. Oggi è la versione un po' più, diciamo, non è XXL, è XL, comunque un'ora di Che giorno è, con Gianangelo Boff alle 14 per qui Parlamento. Perché sapete cosa c'è di originale, di straordinario? La Lega ha fatto qualcosa che viene applaudito dai sindacati, cioè proprio oggi, venerdì 13, con tutto quello, tanto io avevo capito che si sarebbe bloccato il paese, vedo tutto normale, tutto qua è pieno di gente, una folla che non si è mai vista, fuori di qua è tutto normale, non ho visto neanche gran traffico come di solito quando c'è. Io non lo so, quindi se sono riusciti veramente a portarlo a termine come avevano voluto, promesso e premesso i sindacati, non lo so, non entro nel merito, non è un argomento che ho toccato e che tocco oggi, ma oggi è particolarmente strano, spicca il fatto che abbiano applaudito al blocco del turnover, sbloccato il blocco del turnover per i comuni. Era un provvedimento che faceva parte della legge di bilancio. Per i comuni con più di 20 dipendenti il turnover si fermava al 75% di coloro che andavano in pensione o passavano a miglior vita, come si diceva un tempo. Adesso è stato tolto questo blocco, per cui ci sarà il 100% di turnover. È un ODG, credo fosse, è un emendamento, scusate, un emendamento della Lega che è stato presentato
dal presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, e anche per i comuni, per le province, firmatario dell'emendamento Gianangelo Boff, che ha anche esperienza come sindaco, tra l'altro. Tra l'altro c'è anche un passaggio dove il Conte Giusto, il sindaco di Treviso della Lega, in un'intervista tempo fa auspicava assolutamente lo sblocco del turnover, e quindi è un provvedimento che, nonostante fosse nato all'interno di questo governo di cui la Lega fa parte, non era in ordine leghista, e la Lega lo ha fatto correggere. E soprattutto poi c'è anche da registrare che la Lega va anche incontro alle esigenze del pubblico impiego. Anche questo è abbastanza originale. In realtà è molto importante, perché gli impiegati comunali in questo periodo sono sovraccaricati dalle pratiche del PNRR. Quindi non solo sarebbe stato diminuire l'organico a disposizione, ma farlo in un momento piuttosto complicato, e che non era molto, insomma, non sembrava molto intelligente. Alla fine ci siamo arrivati. E poi, per parola di scrittore, avremo un graditissimo ritorno. Il suo protagonista ritorna per la 24esima più due volte. 24esimo appuntamento, 24esimo romanzo per Antonio Mariani. Ce ne sono anche altri due, uno scritto a 4 mani e uno invece contenuto in una raccolta. L'autrice Maria Masella, che anche Teresa Maritani, che ne ha 8 mi sembra, poi glielo chiedo perché ho perso il conto. Cioè, voi pensate, sono 24 romanzi dedicati a questo protagonista. È un giallo, ovviamente, l'ispettore Antonio Maritani, è ambientato a Genova, un omicidio, un suicidio, sembra esserci in controluce la pista dell'omosessualità, poi ci sono quegli sviluppi che i lettori conoscono bene, visto che premiano. Credo che in Italia, me l'ha detto, parlavamo ieri con Maria Masella, ci sia solo quello di Zingaretti, io non l'ho mai visto, non guardo la cattiva televisione, ci sia solo Montalbano che ha avuto più diciamo episodi, chiamiamoli così, più romanzi dedicati, più libri dedicati al protagonista. Quindi Antonio Mariani, segnatevelo, come stanno facendo moltissimi. Tra l'altro poi andate a leggere le recensioni dei lettori, sono tutti, non delude mai, potremmo dire Maria Masella non sbaglia un colpo per introdurla. Questo è il quadro. Adesso passiamo ai convenevoli formulaici, per ricordarvi che Lorenzo il Magnifico e Ciccio Barbù siamo sospesi a 137,7 metri sopra il livello del mare. Temperature: è stata messa ai voti 23,9 quella interna in centigradi sopra lo zero, 6,8 quella esterna, 81% l'umidità, 1030,1 millibar la pressione. L'abbraccio forte come sempre alla rivolta, la signora Carmela, la signora Angela e la signora Clotilde. Loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è anche una radiovisione che sembra una radio libertà, lo sapete, campa 800 anni. Meditate, gente, meditate. Poi potete seguirci tramite la Radio DAB, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, dove potete, la bussola per orientarvi attraverso le nostre trasmissioni, dove io metto a disposizione delle donne e degli uomini di buona volontà il riassunto delle interviste che poi ascolterete inoltre la pagina. Non solo c'è la sinossi, oserei dire, è un po', non è proprio la parola giusta, comunque la sinossi delle interviste che andrete ad ascoltare, ma anche una sintesi della sintesi. Insomma, se poi non avete voglia di lavorare, sono fatti vostri, io non posso obbligarvi di sicuro. E poi Twitch, il social di ultima generazione. Mi dimentico sempre, importantissimo, l'applicazione per i cellulari iOS e Android. E poi mi sono dimenticato, credo sia rimasta,
mi sembra. Alex, accendi Radio Libertà. Quindi di quel che c'è non manca nulla. E adesso possiamo andare finalmente ai genetriaci, commemorazioni e ricorrenze, ricordandovi naturalmente che come sempre da quando siamo in formato XXL, anche XXL, potete intervenire anche per via telefonica e per via WhatsApp. Il telefono è 02 92 94 7222, mentre per il WhatsApp il numero è 340 670 9659. Ecco Stefano puntuale, Cicce Barbò. Saluta anche Lisetta, sempre giovinetta oggi, in vena di rime. Oggi mia nipote di 40 anni bloccata col treno e non poteva tornare con metro chiuso con 2 figli in giro di 8 e 12 anni. Non ho parole, onore per l'impegno Matteo Salvini, ti voglio bene Matteo, non dimenticarlo mai Stefano. E invece mi ha smentito, io ripeto, per quella che è la mia modestissima esperienza empirica di questi paraggi, mi sembrava un giorno ordinario. Vi ho detto, qua è pieno di gente, è una cosa, pure troppi per i miei gusti da orso delle caverne. E invece purtroppo mi dispiace per la figlia di Stefano, come specie per tutti, perché ma qui cioè, adesso non spetta a me il pistolotto politico, ma ci stiamo a barculo, verculo, direbbero a Roma. Dai, non puoi fare sempre gli scioperi il venerdì, dai. Poi è per i lavoratori il problema, perché in realtà il diritto di sciopero ormai è dei sindacati, ormai l'abbiamo visto. Prima ne parlavamo anche con Corrado Conte la scorsa settimana, lo sciopero avrebbe dovuto essere come negli altri paesi, diciamo laico, no? Lo sciopero che cos'è? Una trattativa che i sindacati dei mandati dai lavoratori fanno con il padrone, lo chiamo così perché sono vecchiotto, anche se il termine non è correlatore di lavoro, e la trattativa prevede portare a casa qualcosa. Invece non ci si era accorti di quanto fossero spostati, perché poi di fatto CGIL, PC all'opposizione, perché c'era sempre lo stesso governo, quindi sembrava che tutti quegli scioperi andassero comunque nella direzione giusta quando c'erano. Tra l'altro non c'era assolutamente l'abitudine di abusarne come si fa da quando ci sono i governi di centrodestra, come si può vedere tutto. Quindi è uno strumento politico, quindi non chiamatelo diritto di sciopero, perché secondo me prende per il sedere la gente. Quando si usa lo sciopero in questo modo è il diritto di sciopero non per i lavoratori ma per i sindacati, allora cambia completamente la prospettiva. E il problema per i lavoratori che poi si arriverà il momento in cui sarà la gente stessa che non ne potrà più, che invocherà lei il divieto di sciopero, e quindi quando il lavoratore sarà preso per la gola non potrà manifestare le proprie difficoltà per colpa di costoro, per colpa di questi che poi l'abbiamo visto. Epifani è andato in Parlamento, il cinese, l'ex sindaco di Bologna, non mi ricordo mai il suo cognome, appassionato di Tex. Lui no, cioè, è andato a fare il parlamentare europeo per stroncarlo, perché poteva fare carriera interna, questo si può dire tranquillamente. Epifani, dopo aver pace l'anima sua, è andato a fare il parlamentare, la Camusso è andare a fare la parlamentare, dove pensate andrà Landini? E questo lo dico da operaio, ex operaio, non va bene per noi operai, per noi lavoratori. Poi della politica mi interessa, come diceva Maurice Joly nel dialogo agli inferi tra Montesquieu e Machiavelli, la politica la usa il potere per dividere il popolo, questo abbiamo davanti agli occhi di tutti, poi sta al popolo a essere più o meno competente o astuto da non farsi prendere in giro. Allora, questo ultima di Ansa Geo Barents di Medecins Sans Frontières, lascia il Mediterraneo, buona notizia non ci mancherà.
quindi Médecins Sans Frontières. Allora, Luca da Brescia: per i francesi hanno un altro Grisù, mentre nella penisola italica noi indipendentisti dobbiamo sorbirci questo malaffare ad andazzo italico. Quanto rimpiango il prof Miglio e Gilberto. Sì. Poi a Luca, tieni presente, te lo giro, Lorenzo, la sua proposta, che sicuramente non potrà deludermi, assolutamente. Grazie Luca per la tua consuetudine nei nostri confronti. Allora, commemorazioni: Santa Lucia, Rico Renze, genetriaci del 23° giorno di Frimaio, che è un mese del calendario repubblicano. Per tutti è un venerdì, Venus, 13 dicembre, l'ho appena detto, anno domini 2024, che dir si voglia. Per viltade oppose il gran rifiuto. Chi era? Celestino V. Nel 13 dicembre 1294 abdicò e Dante lo mise all'inferno. Colui che per viltade oppose il gran rifiuto. Mamma mia, se ti prendeva di mira Dante è spacciato. Se ti prendeva di mira Dante, cioè, non so se mi spiego, ma quelli che ha preso di mira lui e spesso li prendeva di mira da viventi, tant'è che ha dovuto praticamente fare il clandestino perché gli hanno dato il DASPO tutte le città dell'epoca, poi si è rimasto nella storia. Mamma mia. E poi c'era anche Federico Zeri, che con molta la prossima vita, se torno a fare sto mestiere, nasco prima e cercherò a tutti i costi non di vado in ginocchio a dire mi rivolga la parola. Federico Zeri, forse il più gran genio che l'Italia abbia avuto. Poi tutti preferiscono, cioè tutti parlano di Umberto Eco, a livello intellettuale Federico Zeri per me invece è incredibile, inarrivabile, e parlava anche della Divina Commedia come un libro pieno anche di riferimenti diversi da quelli semplicemente letterari. Poi si fermava per non essere frainteso. Con Jürgens siamo nel cinema. È successo a Hollywood, che anche il titolo non c'entra niente, è un gioco di parole, perché questo attore tedesco ha avuto anche un gran successo a Hollywood e quindi ho voluto giocare con le parole. Un passo indietro: nel 1545 inizia il Concilio di Trento, 19° della Chiesa Cattolica, nella cattedrale di San Virgilio di Trento, feudo imperiale. Archie Moore, ma quando ci sono i papi di mezzo io faccio 5 passi indietro e lascio la parola ad Antonino Dan, Magiche, perché sinceramente secondo me lui conosce la vita anche dei papi che verranno, di quelli che potevano esserci, vi dice le formazioni dei conclave anche di qualsiasi secolo della storia, impressionante. Allora, Archie Moore, che è stato un pugile, un campione del mondo dei medio massimi. Il suo soprannome era la vecchia mangusta, e un critico disse: Archie può anche morire, ma non muore solo una volta. Non ho fatto in tempo a vederlo combattere perché era del 1916, quindi credo smise prima ancora che io nascessi, abbia smesso prima ancora che consecuzione sbagliata. Pacca sulle mani, aia, fa male tutte e due le mani adesso. Andiamo avanti. Alberto Giubilo era algido, classe pura, era il telecronista Rai per l'Ippica. Qui proprio avevi l'idea. Vi ricordate il Mai dire gol, il comico che a un certo punto interpretava la parte di quel personaggio, gente di un certo livello? La tauromachia. Ecco, Giubilo in termini seri era proprio l'espressione dell'eleganza, direi proprio una tipica eleganza capitolina, mi sento di dire. Poi abbiamo compie 99 anni Dick Van Dyke,
attore, showman televisivo, credo fosse Dick Van Dyke Show anche negli anni 60-70, interprete di Mary Poppins anche tra l'altro, e poi tra l'altro guardate un po' le sincronicità junghiane, c'è questo archetipo collettivo a cui a livello inconscio tutti attingiamo, affascinante. Che poi lo leggi, detta così alla Pellegrina via, da Pierluigi Pellegrini, sembra quasi una stregonata. Mi piace stregonata, stregoneria sarebbe stato banale. Invece se tu lo leggi, a parte che ci sono certi libri che leggi il libro sugli archetipi, lo può leggere chiunque, facilissimo. Ne leggi altri, poi invece leggi il libro rosso di Jung e se hai l'abitudine non molto sana di farti le canne, puoi smettere di farlo, perché io non ho mai provato di persona, ma ho avuto amici, quelli della mia generazione, andavano in Olanda a prendere e tornavano magari anche con cose non proprio lecite, i funghi soprattutto, no? Che poi davano allucinazioni e mi descrivevano queste allucinazioni, tant'è che mi avevano anche messo curiosità, però io non ho paura delle cose proibite, al contrario, però ho paura certe volte ehm, di spingermi oltre. E quello che che mi raccontavano, che vedevano loro dopo aver assunto un fungo allucinogeno, è quello che credo di aver provato io leggendo il libro rosso di Jung. Davvero incredibile. Perché sincronicità? 13:30 pausa. Perché Christopher Plummer, grande attore canadese, 3 nomination e un Oscar, ha lavorato con Julie Andrews, che era la protagonista di Mary Poppins, e anche oggi è il suo genetrico, e disse: lavorare con Julie Andrews è come essere colpiti in testa da un biglietto di San Valentino. Pausa. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Avete riconosciuto sotto traccia il sound di questo artista che si chiama Morris Day, di cui cade il genetriaco. Prince era una specie quasi di socio, amico, lo vediamo anche in Purple Rain, anche se noi boomers di Purple Rain ricordiamo una colonna sonora formidabile che vinse nell'85 l'Oscar, però ricordiamo Apollonia Cotero. Lorenzo, vediamo se nonostante l'infinita differenza generazionale, quello che rimane l'approccio e il sentimento anche, e anche la concupiscenza, perché no, dobbiamo vergognarcene finché siamo nell'innocenza. Prova a vedere se trovi Apollonia Cotero e poi mi dici, poi magari anche la mandiamo, ma poi mi dici. Allora, Morris Day che ci farà compagnia, ci fa compagnia oggi anche, ed è veramente col sorriso sulle labbra che vi proporremo le canzoni di Taylor Swift, che sposta il PIL degli Stati Uniti anche di un paio di punti, ma non i voti, anzi. Io pensavo, ho detto, ero curioso, non dico che pensavo temessi, credessi, non tanto per Trump, io temevo per Kamala Harris, che da quando l'ho vista la prima volta, ancora quando era candidata a vicepresidente, mamma mia, io personalmente proprio a pelle un'antipatia. Poi quelli che ridono sempre, cazzo ti ridi? Cosa ridi? Perché rido? Ridi. Che poi è un riso forzato. Avevo una collega di lavoro tanti anni fa, quando facevo il magazziniere, e glielo dissi, guarda che tu, perché io magari tante volte ho il broncio, sono ciclotimico, che ne so, serotino, quindi la mattina, e mi diceva, sorridi ogni tanto, sei sempre il broncio, una furlanata, era bellissima donna tra l'altro, e le dissi, guarda che tu non sorridi, tu mostri i denti, sei come una belva che mostra i denti, e quindi, ecco, Kamala Harris era una belva, secondo me, per usare la frase adoperata da quell'insegnante che mi risulta abbia ancora la sua cattedra, quando disse del Cerciello, vi ricordate il poliziotto ucciso nel suo lavoro, lei scrisse, non aveva lo sguardo neanche tanto intelligente, non ne sentiremo la mancanza. Questa signora insegna ancora, se non sbaglio a Novara, che schifo. Quindi posso dire che secondo me, che se lo ha detto lei senza conseguenze, tanto è ancora viva, quindi Kamala Harris non mi sembrava avesse lo sguardo molto intelligente, quel sorriso lì lo era ancora di meno, credo che molti elettori americani abbiano condiviso questo tipo di pensiero. Non so come sono arrivato, a Taylor Swift, che poi vi faremo sentire nel corso della trasmissione. Poi abbiamo, un grande, a me piaceva Mr. Pink. Arrivate, che cos'è questo? Mr. Pink, la Iene. Sto parlando di Steve Buscemi, ormai credo noto, famoso, clamoroso, ve lo ricordate? Se l'avete visto, il dialogo di questi gangster al fast food mentre mangiano il panino e parlano di Madonna, il periodo Papa Don't Preach, eccetera, eccetera. Poi la discussione sulle mance alle cameriere, davvero lì abbiamo cinema clamoroso, ma non in quanto tale, perché lì già secondo me usciamo dai canoni cinematografici, siamo oltre, c'è qualcosa di clamoroso nel come viene proposto, nel luogo in cui viene proposto, una cosa strana in un momento strano, in un posto che non c'entra. Grandissimo Steve Buscemi, Mr. Pink, e poi un altro attore di colore, bravissimo, credo sia quello che ha dato un pugno a un comico che aveva preso in giro sua moglie, Jamie Foxx, che ha ricevuto 2 nomination all'Oscar, ne ha vinto 1, bravo lui. E quindi direi, dimenticavo, questo è dedicato agli amici milanisti, è stato un grande eroe della storia del Milan, è scomparso
4 anni fa. Sto parlando di Pierino Prati. Pierino Prati che mise a segno una clamorosa, oggi questo termine evidentemente mi si è affezionato, io mi sono affezionato a lui, nella finale di Coppa dei Campioni Milan-Ajax, che il Milan vinse 4-1. Era l'Ajax di Cruyff, però stava appena nascendo, anche se il calcio totale l'aveva proposto per primo il Feyenoord. E c'è insomma, ci sono quelle azioni clamoroso, eccoti di nuovo, quel passaggio a palombella di Rivera proprio per Prati, mi sembra, e appunto segnò 3 reti, come ho appena detto. Faceva parte della nazionale italiana, però quando hai di fronte Gigi Riva, quando hai di fronte Bonin segna. Comunque lui, se non sbaglio, poi c'era anche Anastasi, insomma erano tempi diversi. Sono giocatori che Lorenzo, che è appassionato di calcio, non conosce, ma posso assicurarti che ognuno di coloro che, anche il povero Pietro Anastasi, il povero, giocò con la Juve, era un eroe della Juve, poi venne anche all'Inter, dove non funzionò benissimo, ma fu comunque amatissimo perché era un ragazzo siciliano straordinario, ma era un giocatore fantastico, e credo sia stato protagonista della vittoria dell'Italia agli europei del 1968. Io sono rimasto veramente amareggiato. Quando è morto non hanno fatto neanche un minuto di silenzio. Io non pretendo, come Florentino Perez, gran signore, quando è morto il centravanti italiano, che non aveva neanche mai giocato in Spagna, l'eroe d'Italia 90, hanno fatto il minuto di silenzio con la foto sua, come si chiama? Che ha giocato con la Juve anche, ha vinto la Coppa UEFA con la Juve, è morto. Eh? No, 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 è morto pochi mesi fa. Schillaci, Totò Schillaci. Eh, Noi altri invece perdemmo colpi. No, ma non è solo quello, è quando hai tanti nomi da mettere insieme, da ricordare, magari ti inceppi, perché come cercare magari un file in mezzo alla memoria, in una memoria di un computer, e non riesci, e non ti viene fuori subito. Totò Schillaci, non so se l'avevi seguito, quando è morto il Real Madrid ha fatto una cosa, io mi sono commosso perché è bellissimo, è stato un segno in questi tempi aridi, spietati, di paura, di offesa, di insulto, di attacco continuo. Hanno fatto un gesto di una nobiltà per gli spagnoli, insomma, io sto parlando di spagnoli. Eh, la foto con una frase che adesso quella non me la ricordo, e poi il minuto di silenzio con lo stadio spento e tutti in silenzio, quando invece c'era Juve-Napoli, quando avete fatto voi allo stadium il silenzio, ci furono alcuni napoletani che fischiarono. Quindi qualcuno disse che sia stato un segnale di Florentino Perez ad Ancelotti, perché Ancelotti nel mondiale del 90 era in nazionale insieme a Totò Schillaci, e quindi ecco, in Italia, in questo gli italiani hanno un cinismo nascosto, friabile, no? È un cinismo che viene cosparso come fosse formaggio grattugiato, ma è terribile. Lo hanno proprio ignorato. Pietruzzo lo chiamava, Pietro Anastasi, che comunque è stato un eroe della Juve. E poi mh, dicevo Pierino Prati, per quello ci sono arrivato, che è stato appunto anche lui era nel 68, credo abbia anche giocato in quell'occasione, a parte che la semifinale finale. Allora, facciamo così: ci sono tra poco, come duopo e come abitudine, i rilevamenti demoscopici, e quindi cos giochiamo con una Taylor Swift, o ti piace? No? Neanche a me. E allora ascoltiamola.
3.508.231.137. Tra un po' questi saranno i soldi nelle saccocce di Taylor Swift, ma questo è il numero delle visualizzazioni su YouTube, credo, da dove abbiamo tratto questa canzone che avete appena sentito di Taylor Swift, che oggi compie 35 anni. E, signori, i numeri danno ragione a questa signorina, però viene da dire, parafrasando, credo fosse qualcuno l'ha attribuita a Fanfani, qualcuno l'ha attribuita, no, Fanfani non è possibile, qualcuno l'ha attribuita ad Almirante. Concerti pieni, urne vuote, perché lei voleva far votare Kamala Harris e invece non è mai così male i Dem statunitensi, nonostante come ormai si dice, l'endorsement di Taylor Swift. Comunque sicuramente è una ragazza graziosissima, per non usare altri termini che potrebbero diventare un po' piccanti, un po' osè. Andiamo avanti. Allora c'è un altro messaggio WhatsApp. Telefonate, non ci sono telefonate, però ci sono i WhatsApp. Bravo Luca. Allora, con me, Luca, devo già averlo detto in altre occasioni, il più grande gruppo rock, Joy Division, il più grande però per me sono i Talking Heads di David Byrne, e proprio di David Byrne Luca ci indica Girls on My Mind. Mamma mia, la pronuncia fioi. Allora, ne parlavamo fuori onda, io e Lorenzo, non erano discorsi sessisti, però scusate, chiaramente si fanno delle considerazioni sulla grazia muliebre di Taylor Swift. È uno dei motivi per cui secondo me è molto guardata e molto vista, perché si propone anche, gli si è messo a sorriso perché l'ho detta in dialetto veneto, bronza coerta, cioè il fuoco che cova, l'abbraccio che cova sotto la cenere, quindi si presenta molto innocente, molto ragazzina, però quando un maschio la guarda in un certo modo vede l'abbraccio sotto la cenere. Se poi ci sia l'abbraccio o no, questo non si sa. In ogni caso, Lorenzo, ti consiglio, per quanto tu sia un bellissimo ragazzo che ha le donne che gli muovono dietro, come suol dirsi, tanto un'espressione orrenda, evita, se dovessi capitare, perché la vita porta tutto, evita di fare approcci, perché è fidanzata con un giocatore di football americano che è alto 1,98 e pesa quello ti dà uno schiaffo e ti manda a 100 km, ti manda in orbita sulla Luna, quindi evitiamo ogni tipo di approccio e considerazione. Complimenti, anche ha vinto il Super Bowl tra l'altro questo giocatore, quindi che è piuttosto forte, se devo essere sincero. Luca, cosa mi scrive? Ci vuoi veramente male? Facci sentire la veloce Taylor, come diceva colui, mi hai provocato eccoti il brano che ti propongo per chiusura, visto che venerdì è per noi boomers è normale averla in mente, quindi ti propongo Girls on My Mind. Come ho detto invece a un'ascoltatrice che faceva i complimenti, non c'entra più il mio gusto personale, non è una proposta che parte rigorosamente dai genetriaci. Quando ci sono cantanti, cantautori, oppure attori o registi che hanno partecipato a film la cui colonna sonora è entrata comunque nel mondo della musica, io le propongo, cerco di proporle. Quindi Taylor Swift non l'ho mai ascoltata in vita mia. Cioè, al di là del endorsement, francamente ci avevo provato perché sentiamo, visto che è un fenomeno, onestamente non posso dire
io disprezzo la musica di Sanremo, quella, ma l'ho sempre disprezzata da quando ero bambino, nel 71, e provo molta repulsione anche per chi ascolta, per chi fa, per chi guarda Sanremo, ma non ho provato repulsione, indifferente se devo essere sincero. Torniamo al dialetto, non la nase non la spussa. È una bella fiola, però questo indubbiamente non lo toglie nessuno. Andiamo allora adesso ai rilevamenti demoscopici, ovvero sia i sondaggiati. Cosa ci dicono oggi? Intanto abbiamo un Istat, dato Istat, mercato del lavoro, ci sono degli aggiornamenti. Allora, l'input delle ore lavorate, eccolo qua, 5 Stelle. C'era anche una esponente del PD, ma sono i 5 Stelle che puntavano le ore lavorate, perché c'è qualcosa che non mi torna, perché se tra gli occupati mi mettono anche chi ha lavorato un'ora l'anno, comunque rivediamo poi, lo dicevamo quando c'era Renzi, l'ho già detto altre volte l'ho già fatto altre volte questa osservazione, non è che non andava bene quando c'era Renzi, mi va bene adesso, però abbiamo questo input che invece è positivo. Le ore di lavoro sono aumentate, certo un aumento 0,2, non è un aumento importante, ma comunque vuol dire che la direzione mi sembra sia quella giusta. E, e 1,5 rispetto al terzo trimestre del 2023, 0,2 rispetto al trimestre precedente, terzo trimestre del 2024 stiamo parlando, rispetto all'anno scorso 1,5, quello comincia a essere molto interessanti. Scusate, ma è tornata sorella tosse. Sorellastra direi. Gli occupati aumentano di 117.000 unità, e adesso insomma sono cifre direi che un po' conosciamo, che magari riprenderemo quando tratteremo argomenti economici con addetti ai lavori. Quello importante è questo 1,5 di monte ore lavorate in più rispetto allo scorso anno. Poi anche lì bisogna capire se c'è stato qualche giorno festivo in più o in meno, adesso che mi viene in mente. Non bisogna perché se lo scorso anno ci sono stati giorni festivi in più, questo dato ha un valore, se invece ci sono state ore festive in meno, allora ha un altro valore ancora. Sicuramente ne parleremo con i nostri ospiti che scusate, non si fanno soffrire così anche i cavalli. Abbattetelo, abbiate pietà di lui. Allora, Euromedia Research su Stellantis e gli affitti brevi. Il committente Rai porta a porta la terza Camera, Bruno Vespa in persona. Abbiamo Fratelli d'Italia addirittura 30 tondo, PD 24, Movimento 5 Stelle 11,4, Forza Italia 9,1, Lega 9 tondo, l'Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde, eccetera, 5,2, Calenda il 2,6 e Renzi il 2,5 più Europa 2,3, noi moderati 0,5. Astensione indecisi 50,5. Andiamo avanti. Secondo lei il nostro paese dovrebbe investire denaro nella Stellantis, ex Fiat, holding internazionale, eccetera, eccetera, produttrice di autoveicoli, nata dalla fusione tra i gruppi Fiat e Chrysler Automobile e PSI, che produce in Italia circa 400.000 vetture? Sì, deve intervenire praticamente il governo, poi lo Stato, il nostro paese. Sky, Bess, chi li tira fuori? Pantalone come sempre. 26,9% per difendere i posti di lavoro per una giustissima e nobile causa. Sì, perché rappresenta un valore, un simbolo per l'Italia, 9%, perché appunto
I sì 35,9 complessivamente, i no 49,7, non ne vogliono sapere. Meglio tardi che mai, viene da dire. Non sa 14,4. Stellantis non abbandona l'Italia, assolutamente no, e lo faremo vedere a tutti la prossima settimana. Lo ha detto Jean-Philippe Imparato, che mi viene in mente i Broncovic, Steve Imparato, critico cinematografico del Washington Post. C'era Crozza e c'era quell'altro attore che Dighero credo sia, Steve Imparato. Adesso abbiamo, ed era una rappresentazione comica. Sto parlando di 30 anni fa, no, sì, 30 anni fa, i Broncovic. Adesso invece abbiamo Jean-Philippe Imparato di Stellantis, responsabile Europa allargata di Stellantis. Ho visto stamattina le cifre perché devo considerare le cifre prima di incontrare il ministro Urso. Cioè, tu sei responsabile, stava andando a Ramengo, a Catafascio, Stellantis in Italia, devo vedere le cifre. Ma come mi avrebbe detto il vecchio caporeparto quando ero operaio, ma non me l'ha mai detto perché sono sempre stato comunque responsabile e serio nel lavoro. Nini, lavorare, guarda che te sono qua per lavorare, non te sono qua per giocare. Cioè, Jean-Philippe Imparato, devo vedere le cifre. E di chi è il mestiere? Responsabile anche, se si fosse responsabile. L'Italia diventa il secondo mercato europeo per me a livello di stabilimenti al 2029. Non chiuderemo nessun stabilimento. Per forza, volete i soldi nostri? E scusate. Allora, lei crede a questo proposito? Sì, 21,7%, no, 57,6%, non sa il 20%. Cosa rappresenta Stellantis per l'Italia? Allora, per il 38% è un buco nero dove lo Stato italiano ha investito molti soldi, 38,7%, il nulla 13,7%, e quindi abbiamo 38, 48, 51, 52,4, visione assolutamente negativa, 52,4. La prima produzione di auto fiora l'occhiello del nostro paese, 11,9. Solo 11,9, questi sono i tifosi juventini. Poi solo cassa integrazione e debito 11,2, il dominio della famiglia Agnelli e il can sulla politica italiana, quindi complessivamente una considerazione negativa nei confronti della Stellantis 38, 48, 51, 52,4, 52,4, 63,6 e 74, quindi tre quarti degli italiani hanno una percezione completamente negativa. Maggior vantaggio sull'auto elettrica, impatto sull'ambiente 34, risparmio a lungo periodo 8,2, magari fosse così se si guarda tutto, costi di gestione minori 5,2, maggior sicurezza 2,9, nessun vantaggio 37,9. Lei comprerebbe l'auto elettrica? No, 51, quasi il doppio dei sì, 28,5. Se fossero previsti degli incentivi, questo rivolto a chi ha detto no, è indeciso, valuterebbe l'acquisto, no, 63, proprio siamo in tanti che non ne vogliamo sapere, sì, 12,1. L'auto elettrica è un flop per il 54,1, il futuro per il 31. E lei ha mai utilizzato un bed and breakfast o un Airbnb? Sì, 47,9, no, 52,1, 14,01. Invece dobbiamo fermarci e tra poco riprendiamo con qui Parlamento. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, Italia ai comuni è una questione settentrionale. Qui ci sono sindaci che guidano scuolabus. Chi lo ha detto? L'ha detto Mario Conte, sindaco, borgomastro, dicevamo un tempo, ai tempi di Radio Padania, di Treviso, città particolarmente cara a tutti i simpatizzanti, amici, iscritti, militanti della Lega. Ci preoccupa soprattutto il blocco del turnover. Detto fatto, questo blocco è stato sbloccato. È un'iniziativa portata avanti dalla Lega che ha presentato degli emendamenti per quanto riguarda i comuni, per quanto riguarda anche le province. Uno di questi emendamenti è stato, il primo firmatario è stato Gianangelo Boff, che abbiamo in collegamento e che saluto. Benvenuto Boff e grazie per essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi per l'invito invece, grazie a voi per l'invito e a tutti gli ascoltatori. Sì, questo emendamento è un emendamento che è nato dalla collaborazione anche con il presidente della provincia di Treviso, che è Stefano Marcon, che è anche sindaco di Castelfranco, sempre della Lega, che è vicepresidente di UPI Nazionale, dell'Associazione Province Italiane, e appunto lui mi ha girato tutta una serie di indicazioni sulla legge di bilancio e di emendamenti da formulare proprio per andare incontro a quelle che erano le esigenze delle province, che voglio ricordare sempre sono enti ai quali Renzi ha tolto i soldi, ma di fatto sono rimaste con le competenze sulle scuole superiori, sulle strade, su tantissime cose, e alle quali se ne sono aggiunte ancora, perché ad esempio adesso le gare d'appalto dei comuni vengono fatte dalle province, le strutture beni ambientali per molti comuni sono in provincia, e quindi la provincia, oltre ad aver ricevuto compiti in più, ha avuto il taglio durante il periodo Renzi e c'è bisogno di organici, perché qualcuno deve farlo sto lavoro, e purtroppo molte volte il lavoro si intasa e non riescono ad evadere le pratiche. Quindi ho accolto a braccia aperte quella che era la richiesta di Stefano Marcon e delle province italiane, che poi abbiamo esteso anche ai comuni. Fortunatamente abbiamo trovato il ministro Giorgetti, che ha accolto questa nostra richiesta e ci ha ascoltato, e probabilmente adesso noi abbiamo presentato diversi emendamenti sull'argomento, sia per quanto riguarda le forze dell'ordine con il nostro capogruppo Molinari, per quanto mi riguarda con le province e i comuni, e adesso ci sarà probabilmente un maxi emendamento da parte del governo che cercherà di recepire un po' tutte queste istanze per consentire ai nostri comuni di dare un po' fiato alla sostituzione del personale, che logicamente è necessaria soprattutto nei comuni, perché poi se noi andiamo a guardare anche una tabella che è pubblicata anche sul sito del MEF, dove si indicano i dipendenti dei comuni in base al numero di abitanti, guarda caso, se io guardo il mio bellissimo Veneto, i nostri comuni, i comuni del Veneto e della Lombardia, sono quelli che hanno il minor numero di abitanti in rapporto di numero di dipendenti in rapporto agli abitanti. Più si scende verso il sud e più aumenta il numero di dipendenti rispetto agli abitanti. Non so, forse sarà una questione climatica, sarà una questione di maggiore esposizione al sole, non lo so, però c'è questo fenomeno, e quindi i nostri comuni del nord, i nostri comuni del Veneto, della Lombardia, che per anni hanno tirato cinghia, ora hanno bisogno di avere le persone per poter fare il lavoro. Ne abbiamo molti meno degli altri, però non potete toglierci anche quelli, quindi adesso cerchiamo un attimino di aiutare i nostri comuni. Sì, tanto questo è qualcosa che mi ha riportato indietro nel tempo, anche negli anni 90, mi ricordo, nelle sedi della Lega c'erano i volantini, eccetera, per segnalare questa disparità
non da poco. E un altro punto e diventa molto è importante anche per il servizio che poi si presta ai cittadini, perché diciamo, gli impiegati, i dipendenti dei comuni stanno ricevendo una maggior mole di lavoro dovuta alle pratiche del PNRR. Anche questo è uno dei motivi che se non sbaglio ha portato a evitare il blocco del turnover, o sbaglio? Beh, chiaramente tutte le pratiche PNRR sicuramente hanno portato a un aumento di quelli che erano i lavori pubblici, quindi un aumento anche delle incombenze. In più tutte le verifiche, perché poi, tra virgolette, nel periodo del PNRR, cioè soprattutto con il governo giallorosso, sono introdotte tutta una serie di vincoli e di accertamenti, per cui la stessa comunicazione va fatta alla Guardia di Finanza e poi devi farla all'ANAC e poi devi farla al mondo universo intero, quindi per fare la stessa cosa ci vuole il triplo del lavoro. Questo da una parte. Dall'altra, comunque, se noi prevediamo una sostituzione che è pari al 75% di chi va in pensione, è chiaro che subisce una riduzione e probabilmente per molti comuni d'Italia, tant'è che poi l'emendamento che noi abbiamo presentato anche il fatto che questa sostituzione al 100% possa essere fatta solo per i comuni che rispettano gli standard, quindi c'è una tabella proprio del Ministero dove si evidenziano i comuni che hanno un fabbisogno standard in regola con quelli che sono il rapporto entrate, spesa del personale e numero di dipendenti per 1000 abitanti. Quindi sicuramente i comuni che già hanno tantissimi dipendenti in più rispetto a noi, quelli non potranno usufruire del turnover al 100%, ma potranno farlo quelli che attualmente hanno bisogno e stanno soffrendo, perché io sono sindaco, conosco tantissimi amministratori comunali, tantissimi colleghi che veramente mandano avanti i comuni con 15-20 persone, che è veramente da impazzire. Assolutamente, anche perché è un giorno strano oggi, no? Perché questo sciopero, questo braccio di ferro tra i sindacati, non tra, secondo me, tra i lavoratori, tra i sindacati e Salvini, i sindacati approvano invece questo emendamento della Lega, questo sblocco del blocco del turnover, e segnalano anche proprio i sindacati stessi. Allora, la CGIL leghista è veramente non si può pensare. Comunque sta di fatto che ci sono dei dati dal 2007 al 2021 i comuni hanno perso il 28% dei dipendenti, quindi entro il 2030  1 milione di lavoratori pubblici andrà in pensione, 300.000 nel 2026, 700.000 nel 2030. Quindi questi sono numeri che ci portano intanto a una realtà dell'oggi già. Poi purtroppo al nord è sempre di più, già di contrazione del servizio nei confronti del cittadino da parte dei comuni per numero di dipendenti, e che continua fino al 2030. Quindi rischiava veramente questo blocco del turnover di creare danni che poi alla fine si traducono nel servizio a noi cittadini, poi, se non sbaglio. Sì, si raggiunge un limite. È ovvio che se io faccio il 75% di 4 è 3, ma se il numero è 1 fare il 75% diventa difficile. Ecco, questo è. Quindi adesso questo emendamento è stato presentato e mi sembra ci sia, cioè è dato per sicuro, se non sbaglio. Sì, poi se verrà accolto direttamente l'emendamento o se verrà inserito all'interno di un maxi emendamento che terrà conto anche di altre istanze e raccoglierà anche questa, però me lo danno come buono, insomma. Quindi c'è il parere favorevole del MEF, quindi con il parere favorevole del MEF diciamo siamo già a buon punto. Tra l'altro lo dico però a naso, una sensazione, perché questa io me l'ero anche dimenticato, se devo essere sincero, quella che lei ha ricordato. Poi lei è anche borgomastro, sì, come diciamo un tempo, quindi tocca con mano questo minor numero di dipendenti nei comuni del nord. Ho sospetto che forse certe opposizioni all'autonomia abbiano, come dire, motivazioni non proprio manifeste, ma che vanno in direzione come questa. Non proprio in buona fede, perché se poi io le parlo dei dipendenti comunali, ma voglio dire, io le giro una tabella che è tabella del Ministero, cioè non è che ce la inventiamo nelle sedi della Lega, ma se poi le dico che ci sono 1200 chilometri
di autostrade in Italia dove nessuno paga il pedaggio, sono manutentate, fatte, gestite dallo Stato, nessuno paga il pedaggio e tutti corrono sui 1200 km di autostrade che sono senza pedaggio, e guarda caso quella con la latitudine più a nord è il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. Quello è il confine a nord più alto che c'è delle autostrade gratuite, per il resto noi le paghiamo tutte. Ho introdotto il tema, con un leghista trevisano non si può fare a meno, Veneto non si può fare a meno. La Cassazione ha dato il via libero al referendum. Vado al dunque, poi ma non c'è ancora la sentenza definitiva, attenzione, perché cioè, il problema è poi che c'è qualcuno che legge Repubblica, ma se noi andiamo a vedere quelli che sono gli atti, ancora la sentenza definitiva, cioè il fatto che il referendum sia autorizzato, non è ancora ufficiale. In ogni caso c'è gennaio la pronuncia della consulta. Sì, a gennaio. Quindi diciamo che sono passaggi. Allora, è una curiosità mia, perché anche qui in radio magari qualcuno ha paura, anche gli ascoltatori, qualcuno teme il referendum, altri dicono invece guardate che i numeri alla mano, onestamente. L'ultima elezione europea il 49% è andato a votare, metà e più ha votato per il centrodestra, cioè per chi vuole l'autonomia, chi la vuole di più, chi la vuole di meno, ma fermiamoci lì. Quindi bisognerebbe, cioè, come si fa a pensare, non essendo un referendum costituzionale, di arrivare al quorum? Ma al di là di questo, invece, io proprio ho un politico, e anche un politico che però fa anche l'amministrazione, quindi guarda l'utile, la proposta del nuovo presidente della regione Emilia, PD, esponente del PD, quella di trattiamo, rivediamo questo titolo quinto, eccetera, può essere qualcosa su cui lavorare, o glielo dico da osservatore, è vero che sono di parte Giannangelo, ma lei me lo può confermare, spesso mi tocca dirlo. È la trappola per i topi nella quale si mettono il formaggio, ecco. perché i topi si avvicinano perché sentono l'odore di formaggio e poi rimangono schiacciati sotto. Cioè è chiaro che se io rispetto a una cosa che c'è già in Costituzione inizio con una modifica costituzionale, parlare oggi di una modifica costituzionale vuol dire spostare fra probabilmente 5-6 anni quello che potrà essere un'eventuale soluzione. Quindi sono fermamente convinto che le affermazioni del governatore dell'Emilia Romagna non vanno nel senso dell'autonomia, anzi vogliono bloccare l'autonomia, perché infilare l'autonomia in questo momento, poi tra l'altro riforma del titolo quinto che ha fatto D'Alema, cioè ha fatto un esponente della sinistra in Italia, quindi andare a infilarsi oggi in una modifica costituzionale vuol dire bloccare l'autonomia. Ecco, non gliel'ho chiesto apposta. E forse metterci anche definitivamente una pietra tombale. Sì, gliel'ho chiesto perché io non sono un politico, sono uno che cerca di fare il giornalista, e anche se di parte devo dire che tante volte io sono un bonaccione, un ingenuo, e però l'esperienza mi ha fatto riconoscere le trappole che la politica semina. E devo dire molto spesso quelli del PD, la trappola, non sono in buona fede, hanno dimostrato spesso e volentieri di non essere in buona fede, e volevo però l'opinione di lei che è in prima linea su tutti i fronti, quindi ha il polso della situazione. Mi ha confermato i miei dubbi, onorevole. Se devo farmi spiegare dalla Volpe come fare il recinto per le galline, francamente anche no. Questa è una battuta perfetta. Io direi che possiamo lasciare i suoi impegni, Giannangelo. Questa è bellissima, questa è perfetta, questa me la registro, perché sarà il commento ideale a quando perché io come Radio Libertà il discorso sull'autonomia, io anche con la trasmissione che conduco io cerco di seguirlo proprio avere una certa continuità, e quando avrò gli interlocutori per parlare di questo argomento riporterò assolutamente questa battuta che è perfetta. Grazie a Giannangelo Boffi. Grazie mille a voi, grazie mille per il servizio che date ai nostri cittadini, e ascoltate più Radio Libertà e leggete meno Repubblica, così avete meno la Repubblica, così avete un'informazione più diretta e più certa. Perfetto, grazie allora. Grazie a voi.
Qui Parlamento. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Seguila la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, che è scritto legaonline.it. Lo dico per quelli che come me non conoscono la lingua di Shakespeare. Quante cose si possono fare? Tantissime. Per esempio il sabato dopodomani, sabato 14, domenica 15, il gazebo per firmare hashtag io sto con Salvini, perché rischia 6 anni per aver fermato gli sbarchi, 6 anni di carcere. Quindi ai gazebo e anche qui sul sito che vi sto descrivendo, legaonline.it. L'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, processo Open Arms. Tra l'altro tra una settimana, proprio venerdì prossimo, ci sarà il 20 la sentenza di primo grado su questo processo. Poi c'è invece decisamente più piacevole il calendario delle feste della Lega, più piacevole come argomento, e poi anche interessante il potersi iscrivere alla Lega
è veramente semplice e facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Poi gli altri dati richiesti come il codice fiscale, quindi vi verrà recapitata la magione, la tessera. Ah, dimenticavo, se di mezzo ci sono poste italiane, raccomando, ampi, profondi, calorosi, insinuanti, umidi e turgidi, gesti apotropaici alle femminucce e ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, vale a dire il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. I soldi che lo Stato vorrebbe tenersi, noi ormai li abbiamo persi, lo Stato vorrebbe farne quello che vuole lui, noi almeno abbiamo la chance di fargli fare quello che vogliamo noi. 2 per 1000, e questo è un redazionale per la Lega, della Lega, quindi noi con cuor gioioso indichiamo il D43 che è il 2 per 1000, nel 2 per 1000 che è il sostegno alla Lega, non ti costa nulla, tu non ci perdi assolutamente nulla, devi solo scrivere nella tua dichiarazione dei redditi 2 per 1000 D43, D di Domodossola, 4 come la pizza 4 stagioni che mangeremo insieme questa sera o mangerete insieme agli amici o ai parenti. Io Lorenzo, io ho questo il venerdì pizza. Quando lavoravo in fabbrica venerdì si andava a mangiare la pizza. E 3 è il numero perfetto. E poi abbiamo le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, ovvero sia i suoi politici. Oggi pomeriggio, no, sì, oggi pomeriggio, anzi, no, è già passato niente, scusate. Allora, domani, nel cuore della notte, per chi vi parla, ora terribilmente antelucana, ora normale mattutina per tutti, alle 8 del mattino di domani, Omnibus, rubrica storica di La 7 con Jacopo Morrone. Poi sempre domani, un'ora un po' più onesta, un po' più da persone oneste, alle 10.05, anche se io sospetto di chi non dorme fino a tardi, Isabella Tovalieri, l'europarlamentare a Punto Europa, Rai 3. Poi dopo di lei alle 10.05, alle 10.30 Gianluca canta la messa ad Agenda, che è una rubrica di Sky TG24. Eccolo qua, Armando Siri, coordinatore del dipartimento responsabile scuola, sabato sera alle 20.30, 4 di sera, Rete 4. 14.30, sono puntuale, Ale, grande. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Allora, lasciamo Morris Day e passiamo a una rubrica ormai storica di questa trasmissione che chiude oltre la pagina il venerdì, vale a dire Parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Ve lo voglio ricordare subito, Patrizia si mette a vostra disposizione se avete il classico libro nel cassetto, potete inviarglielo per via postale, quindi Ardèche Comunicazione, scritto Ardeche, via Andrea Verga 4, il CAP, il codice di avviamento postale è il 20144, Milano la città, oppure se l'avete in PDF a Press 2 o comunque in formato elettronico, Press come si pronuncia, 2 di numero, chiocciola Ardèche Comunicazione, Ardèche Comunicazione tutto attaccato.com. E oggi parliamo di un personaggio che, se non sbaglio, per frequenza in Italia non è stato superato e ha davanti a sé solamente il commissario Montalbano. Stiamo parlando di Antonio Mariani, stiamo parlando dell'ultimo romanzo Si uccide per amore, scusate, Passi di morte, un'indagine del commissario Mariani, Fratelli Frilli Editori, ricordo ancora Passi di morte, un'indagine del commissario Mariani, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir Bros, 16 euro il costo, il prezzo, 304 le pagine, lo trovate naturalmente in tutte le librerie e assolutamente online. Abbiamo un gradito ritorno, Marisa Masella, l'autrice di questo personaggio che ha un successo così reiterato nel tempo. Bentornata Maria, grazie per essere qui con noi. Grazie a te e grazie alle lettrici e ai lettori che continuano imperterriti a leggere le storie di Antonio Mariani. Maria, allora, ieri ci siamo sentiti. Allora, Maria è anche molto affezionata a un altro personaggio di grande successo che è Teresa Maritano. Però, sì. Infatti noi in radio l'ultima volta, se non sbaglio, ci siamo sentiti per Teresa Maritano. Certo. Ma restando sul nostro Antonio Mariani, intanto mi interessa anche capire che rapporto si crea con il lettore che a un certo punto immagino lo veda quasi come un personaggio reale. E se ti sei chiesta, anzi, sai cosa ti dico? È importante sapere, conoscere quali possono essere i motivi per cui piace tanto, perché se diciamo è un prodotto che nasce dalla tua creatività, non so se questo sia importante o meno, se tu te lo sia più o meno chiesto e se invece non prevalga il piacere costruttivo di formare una storia, poi magari di interloquire con il tuo stesso personaggio. Diciamo che tipo di... Sì, me lo sono chiesto. Allora, ovvio che c'è il mio piacere assoluto, personalissimo, di rimetterlo in scena, di rivederlo agire. Però mi sono anche chiesta perché piace. Cioè, e io un po' ho svolto indagini, gli ho rubato il mestiere e la risposta è che è uno di noi. È normale, è umano, commette errori, però spesso li ammette. Non è un uomo eccezionale da nessun punto di vista. L'unica cosa un po' fuori del comune è che l'ho descritto particolarmente alto. E però è proprio l'uomo che potremmo tranquillamente incrociare per strada e guardarlo e dire magari è alto, ma niente di speciale. E così anche le vicende che lo vedono coinvolto, le indagini che deve affrontare, i problemi familiari che ha,
non sono niente di fuori del normale, di eccezionale. Anche i delitti su cui deve indagare sono quelli che potrebbero capitare nelle nostre vie, e penso che piaccia per questo. Spero anche che piaccia perché le storie sono belle e sono scritte bene. Quindi, Io comunque Maria, a allora lui sono affezionatissima. allora ti interrompo, ricapitolando, tu parli uno di noi, questo da lettore, lo dico, guardando dall'altra parte, rende il personaggio credibile. Nel momento in cui è credibile, io lo leggo più volentieri. Questo allora mi pare di poterlo dire. Ed è evidentemente una tua qualità quello di proporre un personaggio rendendolo assolutamente credibile. Le storie, tu dici, non sono non sono quelle, diciamo, incredibili con gli sbarchi degli UFO, però intanto hanno uno scenario, la tua città Genova, che le rende anche queste immagino molto credibili, perché tu costruisci le tue storie che sono frutto della tua creatività, della tua anche magari immaginazione, ma le basi, il palcoscenico è reale, quello vero. Certo, e se penso che quando ho cominciato la mia carriera, chiamiamola così, di scrittrice, negli anni '80, quando avevo mandato in giro in lettura le prime cose, mi chiedevano di cambiare ambientazione, perché dicevano che Genova non acchiappava, insomma. Se vuoi una città di mare, c'hai Napoli. Se vuoi una città del nord, Milano, o se proprio vuoi nel nord-ovest dalle tue parti, Torino. E invece a me piaceva ambientare in una città che conoscevo, in una città che amo e che secondo me è perfetta per una storia noir. E pensare che io non uso limitarmi al centro storico, ai Caruggi, come fanno altri colleghi, no, io vado anche nelle delegazioni, nelle valli, cioè proprio Genova tutta, non ne salto dei pezzi limitandomi alle zone più turistiche, più pittoresche. No, proprio mi piace spaziare e quindi ci sono proprio, alcuni dicono che nelle mie storie ci sono due personaggi, Antonio e Genova, e hanno perfettamente ragione. In questo caso lo uso io anch'io ormai, è un termine orribile, nei confronti di una scrittrice non dovrei permettermi di usarlo, spoilerare, mamma mia, non riveliamo nulla naturalmente della trama, eccetera. Ho preso dalla sinossi, c'è un omicidio, c'è un suicidio, c'è una traccia che sembrerebbe essere quella dell'omosessualità, ci sono i problemi familiari di Mariani, insomma ci sono anche certi ingredienti che i tuoi numerosi lettori ritroveranno. Possiamo dire che è ambientata nella Genova di Campo Morone e con molta pioggia. Io ho detto quasi fosse la Los Angeles di Blade Runner. Anche la pioggia immagino serva a creare il climax. Certo, sarà anche poi elemento importante in alcuni snodi del romanzo, ma oltre a Campo Morone c'è un'altra zona di Genova che è molto importante, quella che noi genovesi chiamiamo i Corsi. È una sequenza di vie un po' a fisarmonica, a mezza costa, diciamo da Manin fino quasi alla zona verso il porto, Corso Magenta, Corso Paganini.
se uno non è tanto pratico di Genova, da Spianata a Castelletto. Sì, no, io purtroppo so per Relata Refero che è una città fantastica. La mia compagna l'ha visitata e vuole portarmici, ma per motivi, per tanti motivi ancora non ci sono andato. So ma che se siete curiosi di vedere la città dai corsi, come la vede Mariani lì da un punto dei corsi che si chiama da Ponte Cattaro, è sufficiente prendere la copertina di uno della serie di Maritano, Appuntamento mortale, c'è la veduta di Genova proprio da Spianata a Castelletto, quindi vicinissimo a dove si svolge una parte di Passi di Morte. Perché io mi diverto a avere due serie che si svolgono pressoché negli stessi anni nella stessa città. Quindi a volte ho dei rimandi da uno all'altro. E quindi ho proprio questo doppia ambientazione. E i corsi che sono, si può dire, una delle zone bene della città, e la zona di Campomorone che è una delle valli, diciamo un po' meno bene perché era campagna e ora non lo è più. Una curiosità su un piccolo dettaglio, perché prima ho citato per sbaglio, ma sulla sinossi è cancellato, ma è ancora intellegibile il titolo Si uccide per amore. Sì. Allora, dovevamo trovare il titolo. Quando Carlo Filli era a metà del testo, doveva mandare il copertinario ai librai e mi fa: guarda, Si uccide per amore. Io ho detto: guarda, quando l'hai letto fino alla fine ti rendi conto che quel titolo è sbagliato. Mettiamo Passi verso la morte. Ma ha detto: sì, è bello ma è lungo. È diventato Passi di morte e Si uccide per amore. E guarda, è proprio che non è stato cancellato, ma è Passi di morte. E è perfetto quel titolo. Sì, in effetti cioè, mi permetto di dirlo, non sono scrittore, ma come giornalista anche della carta stampata tante volte mi sono occupato di titoli, sono bravissimo a mettere titoli e quindi Passi di morte è efficace, ha un buon ritmo, una giusta lunghezza. Esatto, le sillabe giuste al posto giusto. Prima di accomiatarci, Maria, allora tu ormai sei quasi un habitué della nostra radio, che ci fa molto piacere. La prossima volta che ci sentiremo, tra non molto, ci risentiremo con Antonio o con Teresa? Ci sentiremo in autunno per Antonio. Ah, perfetto, quindi e Maritano perché è in vacanza? Quest'anno salto Maritano perché in primavera ho un altro progetto e non possono accavallarsi due progetti diversi, come sa anche Carlo Frilli, e quindi però promesso che quest'autunno avrete Antonio. Perfetto. Allora, prima di salutarti, li avrei letti, insomma, mi piace riprenderli. Alcuni lettori, no, online ci sono le loro recensioni che sono quelle che contano di più. Mariani non delude mai, è uno di famiglia, vedi quello che dicevi prima, proprio il lettore lo sente. Trama interessante come sempre, come tutti i libri dell'autrice, intrecci sempre interessanti, piacevole la lettura. Masella talento unico, alto livello
E poi ne abbiamo parlato ieri, c'è da chiedersi perché la TV non sfrutti le belle storie di questo genovesissimo commissario, storia che scorre veloce e tiene avvinti. Allora, ci avevi anche già spiegato il motivo per cui insomma si era inceppato ma mai dire mai, secondo te, io sono tu escludi che fiduciosa. prima o poi non vedremo Antonio Mariani in TV? Ma io, sai, finché c'è vita c'è speranza. Perfetto. Spero che prima o poi si accorgano che esisto, che esiste questo personaggio, anche se non ha alle spalle una casa editrice seria, ma non una di quelle che dettano legge, e l'autrice non è un personaggio televisivo, non ha parentele o conoscenze famose, è banalmente un ex insegnante di liceo, e quindi Che però danno ovviamente la precedenza a persone che hanno un altro smalto, un'altra aura, si portano appresso già un nome importante. Io possiamo nome dire, importante non ce l'ho. Maria, però possiamo dire una cosa. Intanto, allora, 24 più 2, è già lì, pam, è la cosa, è già lì, potremmo anche chiudere. Però adesso io non sto a leggerlo perché è lungo. Hai anche ricevuto diversi riconoscimenti dalla critica. Quindi... Sì, certo, però... No, stavo per andare pensando... avanti ci vuole qualcosa che io non ho. Ci vogliono coperture di un certo livello. Ci vogliono coperture, così, fortuna. Chiamiamole così. Io anche per mestiere mi seguo ho seguito adesso meno anche la politica, ci vogliono anche le spinte e le coperture giuste, dai, gli appoggi giusti. Sì, io l'ho chiamata fortuna perché... Sì, perché sei una scrittrice sai usare la parola giusta. Sì. Comunque intanto noi continuiamo a parlare di Antonio Mariani e i lettori continuano a leggerlo. Questo è un dato l'importante di fatto. È quello. Il dato di fatto. Per me è quello. Perfetto, allora ci risentiremo più avanti. Intanto ricordo ancora il titolo Passi di morte. Un'indagine del commissario Mariani, Fratelli Frilli Editori, la collana Super Mario Bros, €16 il prezzo, 304 le pagine, l'autrice Maria Masella, che abbiamo avuto il piacere di ospitare nuovamente e che avremo più avanti nuovamente il piacere di ascoltare per parlare del suo prossimo libro. Grazie Maria Masella. Grazie. Perfetto, allora andiamo verso le conclusioni. Voglio ricordare anche e ringraziare ancora Teresa Gallini, ripeto sempre, se avete il libro, tutti hanno un libro nel cassetto, io no. Ah no, ce l'ho io, adesso che ci penso, porca miseria, vero? Ma non è un romanzo, non è un libro, è una raccolta di aforismi, perché io con chi parlavo, non mi ricordo più con chi parlavo, dice forse con Lorenzo che tormento e subisso fuori onda con le mie chiacchiere logorroiche inutili. Io scrivo molto bene, sono un addetto stampa coi fiocchi e scrivo bene, cioè e chiaramente un po' è una sparata, ma se faccio questo mestiere perché a suo tempo io parto dalla carta stampata, chi legge i miei articoli dice questo è bravo. Un giornalista autorevole, non faccio il nome, dice questo è bravo, dobbiamo farlo venire qui. Ed è per questo che poi alla fine in un giornale per la carta stampata. Però non ho il talento dello scrittore, perché come dissi parlando con un professore che parlavamo di questi argomenti, io sono epigrammatico, lo scrittore ti deve raccontare, lo scrittore, probabilmente io sarei uno di quelli di sinistra che si specchiano in se stessi se mi mettessi a scrivere, e non va bene, perché è una fesseria, fai a meno, se devi scrivere fai a meno, perché è un esercizio inutile, ci sono
tanti modi per parlare con se stessi che non tormentare gli altri, e poi magari farsi pubblicare libri grazie agli appoggi di soldo pubblico, perché ci sono questo sistema di cui abbiamo parlato più volte, che appartiene, che è orbitante attorno a un determinato pensiero e forza politica. Però tanti ce l'hanno, questo talento, quello dello scrittore, e hanno il libro nel cassetto, e pertanto potete inviarlo per via postale ad Ardèche Comunicazione, scritto Ardèche Comunicazione, via Andrea Verga 4, 20144 Milano, oppure se l'avete in versione elettronica, Press 2, Press scritto come l'ho pronunciato, 2 di numero, @ Ardèche Comunicazione, ardèchecomunicazione.com, tutto attaccato. Andiamo rapidamente alle conclusioni, perché adesso c'è il brano che ha chiesto Luca di David Byrne. Allora, che si accaniscono con i sindacati quando prenderanno meno in busta, visto questi scioperi selvaggi da Sapo di Cassano Magnago. Se tu parlassi con gli operai, i lavoratori, quelli che io considero lavoratori veri e propri, anche se per esempio l'artigiano, il professionista, il piccolo imprenditore lavorano tanto quanto, sono i primi che ce l'hanno con i sindacati. Guarda che se tu, io ho ancora qualche contatto, chiaramente non sono attendibile, non è un sondaggio, non è neanche un'esperienza empirica la mia, non è neanche un riporto empirico, però ti assicuro, Sapo, che i primi che non sopportano più gli operai e i sindacati sono gli operai. Infatti Landini ha portato 500.000 lavoratori in piazza in 50 città. Cofferati, il nome di cui non ricordavo, perché non mi ricordavo prima, nel 2002 ne ha portati 3 milioni solo a Roma. Una balla, per carità. Ecco, tutto lì. Poi va bene comunque, no, da Sapodi che sono mangiato, è Marco, bellissimo nome peraltro. Comunque io ti do la mia risposta, e tu hai fatto un'osservazione di un certo tipo, e quindi che è assolutamente lecita. L'autonomia e il federalismo si conquistano imbracciando il moschetto. Doveva la Serenissima Repubblica armarsi fino ai denti, ahimè, Gian da Brescia, che fa parte appunto del Lombardo Veneto, della Serenissima. Secondo me, in modo un po' cinico, perdonami, ma se aspetti quelli col moschetto, aspetta, spera. Questi erano discorsi che facevamo 25, 26, 27 anni fa. Allora, questo è però non riesco. Un ascoltatore mi ha mandato da qui non riesco a farlo partire. Comunque mi ha scritto: ascolta questa e ritorni giovane. Allora, è il ritratto di Dorian Gray. E poi buone feste a tutti voi, con tanto di donazione da parte di questo ascoltatore che è rimasto anonimo, e che naturalmente e che saluta Sammy. Santa Lucia per Sammy. Allora, Sammy adesso non c'è, ha già fatto il suo corso. Comunque ti ringraziamo a nome suo e a nome di tutto lo staff, come si dice, di questa radio. Grazie davvero, e grazie a Lorenzo il Magnifico, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. Adesso parte un brano di David Byrne e Girls on My Mind, bellissimo peraltro. E che altro dire? Grazie a tutti coloro che hanno scelto, come sempre, Radio Libertà.